Mister, è uno 0-0 che sa di grande rammarico, perché guardando i risultati, guardando la classifica era l'occasione, dopo un periodo difficile, di tornare anche molto sotto le primissime posizioni, invece oggi è mancato un pochino di gioco, un po' di cattiveria, poteva essere un'altra Torres. C'è rammarico, chiaramente volevamo vincere, ci tenevamo a vincere. Abbiamo fatto anche un buon primo tempo, secondo me, creando qualche occasione dove non siamo riusciti a sfruttarla. Poi chiaramente il campo non ci aiuta, questo è un dato oggettivo, non è un alibi, perché anche se è un motivo per cui vinciamo sempre in trasferta ci sarà anche un motivo, no? E quindi quando proviamo a giocare sicuramente si fa più fatica, ma questo vale sia per noi che per l'altra squadra, ma è un dato oggettivo, una squadra che prova a giocare fa difficoltà. Quindi io proveremo a cambiare modo di giocare dalla prossima partita in casa, tiriamo queste palle dritte e vediamo di cercare di costruire da dietro, perché il campo adesso non ce lo concede. E, ripeto, non è un alibi ma è un dato oggettivo. Il secondo tempo non bene, sinceramente. Ci sono stati 10 minuti dove stavamo perdendo un po' la bussola e queste sono poi partite che si possono mettere male. Poi ci siamo un po' riassettati e abbiamo avuto anche l'occasione con Fiscenari all'ultimo però ripeto, il rammarico c'è perché volevamo questa vittoria per noi, per tutti e non ci siamo riusciti. Le chiedo di Varela perché è uscito anche quasi in lacrime, è andato anche lì a consolarlo, ha sbattuto tanto sugli avversari, è un momento, è vero che si era sbloccato, però comunque non riesce anche mentalmente ad essere un giocatore È un importante. momento dove soffre forse il fatto di non poter incidere come lui vuole, come noi ci aspettiamo, però dobbiamo rimanere calmi, tranquilli, cercare di aspettarlo, di- perché è un giocatore insomma, che ci può dare ancora tanto, il campionato è ancora lungo, quindi, però a un momento così deve rimanere tranquillo, sereno e non farsi prendere dalle ansie. Mi chiedo un bilancio perché comunque si chiude il girone d'andata, fin qui un suo bilancio e soprattutto anche uno sguardo verso il futuro perché rinizia il girone di ritorno con delle sfide molto complicate, Abbiamo due Vispesaro e partite Pescara. subito belle importanti. Il bilancio secondo me è buono, perché sono 33 punti, non sono pochi nel girone d'andata. Abbiamo perso forse qualche punto per strada, però c'è ancora tempo e modo per fare un campionato ottimo. Vabbè, vado, ne faccio un'altra ancora io, mister. In generale, secondo lei cosa è mancato? Ok il campo, ok, però chiudere un giro d'andata così in casa dove avete un rendimento molto basso, è vero, magari il terreno non vi aiuta, però in tante partite magari qualcosa si poteva equilibrare. Cos'è mancato alla Torres in casa? Perché se guardiamo proprio il rendimento del giro d'andata, il Ma problema è in guarda, casa. se parliamo di gol in casa poi è un falso problema perché siamo il secondo miglior attacco del campionato, quindi Però per punti siete per in punti. zona Sì, sì, bassa playoff. secondo me ci sono due o tre situazioni che incidono nelle partite in casa. Sono oggettive secondo me, eh, me le tengo io, però ci sono due o tre situazioni dove in casa la squadra non riesce a esprimersi al meglio. Oggi Diakité non è entrato, non era al meglio? Ha avuto un po' un risentimento ieri di rifinitura e quindi domani farà accertamenti e vediamo. Purtroppo succedono anche queste cose. A proposito, Ida è uscito perché era stanco o Italo è uscito perché ho visto un po' affaticato, solo per quello, e quindi ci stava creando qualche problemino in ripartenza a Saporiti, quindi ho pensato di mettere un giocatore fresco. Mister, un punto importante dopo due sconfitte su un campo sicuramente non facile per provare anche a ripartire, avete fatto una prova quadrata solida, nella ripresa ci avete anche sperato di portare a casa i 3 punti in alcuni momenti. Sì, in uno dei campi più difficili di questo girone, di questo campionato, la Torres è una squadra
quadrata con tantissimi elementi di altissima qualità, non a caso sta nelle zone alte della classifica e diciamo, ha messo in difficoltà tutti, Ternana compresa, quindi era una partita difficilissima, i ragazzi hanno fatto una prestazione di alto livello e forse, come ha detto lei, il secondo tempo probabilmente c'è stata qualche occasione che poteva portarci anche in vantaggio e magari potevamo uscire da Sassari con un risultato magari ancora più grande e straordinario. E chiedo anche a lei un bilancio di questo girone d'andata, sicuramente non è stato facile per la Lucchese, comunque un girone molto difficile anche nella lotta a salvezza. Dove può migliorare questa squadra? Sicuramente ci manca qualche punto che abbiamo perso per strada per vari episodi, potevamo avere almeno 3, 4, 5 punti in più con la Pianese, col Milan, col Seste Levanti per situazioni di campo che non voglio stare qui nuovamente a parlarne, o lo stesso Carpi. Prendiamo, io penso, di buono questo risultato di oggi, che viene dopo anche una grande prestazione che avevamo fatto anche in casa con l'Arezzo. Purtroppo siamo rimasti in 10 con l'Arezzo e fino a quel momento le occasioni più importanti erano state le nostre, quindi ripartiamo da qui, cerchiamo di affrontare quest'ultima partita e poi dopo tireremo una linea. Mario, faccio a te la stessa domanda che ho fatto anche al mister: quanto rammarico c'è, perché questo è un pari, al di là della prestazione, che lascia tanto amaro in bocca, guardando gli altri risultati, guardando la classifica, potevate chiudere il girone d'andata con altri punti. Sì, onestamente siamo rammaricati perché sapevamo che oggi con gli scontri diretti, con i risultati che ci sono stati, potevamo accorciare un po' la distanza con le prime posizioni e quindi volevamo vincerla oggi. C'è da dire che abbiamo avuto qualche difficoltà. Io sono, credo, l'ultima persona che vuole trovare alibi, però onestamente secondo me per il nostro modo di giocare abbiamo bisogno di un campo che ci aiuti. Noi siamo abituati in settimana a fraseggiare, a cercare di arrivare con i fraseggi, con gli 1-2, oggettivamente oggi il campo non ce l'ha permesso più di tanto, quindi poi la Serie C diventa un campionato difficile, un campionato dove poi le partite diventano difficili, sono decise dagli episodi e quindi oggi è diventata una partita sporca che poteva pendere da una parte piuttosto che dall'altra. Noi siamo i primi rammaricati perché noi siamo i primi a voler fare qualcosa di straordinario quest'anno. Io personalmente sono venuto qui perché sono sicuro di essere venuto in un gruppo forte, in una squadra molto forte che può stare nelle prime posizioni, però tutti quanti dobbiamo essere onesti e capire quali sono le criticità che ci stanno portando a non avere i risultati che speriamo, specialmente nell'ultimo periodo, perché poi c'è da dire che stiamo facendo un'analisi complessiva, abbiamo fatto comunque un buon campionato, siamo comunque nelle prime posizioni e dobbiamo avere i pensieri positivi, dobbiamo cercare di avere le energie positive per restare aggrappati a quelle prime posizioni e tirar fuori il meglio. Secondo me possiamo ancora tirar fuori il meglio di noi stessi. Ti faccio una provocazione, perché poi noi, tu giustamente questo è il tuo primo anno a Sassari, ma conosciamo bene il Vanissano, l'abbiamo visto anche peggio, di come adesso, molto peggio, ma siete una squadra molto esperta, con tutti i giocatori esperti. Non ci si può accorgere un po' prima che bisogna cambiare atteggiamento in casa rispetto dopo un girone d'andata? Questo sicuramente, però io penso che ogni squadra abbia le proprie caratteristiche. Noi, secondo me, per le caratteristiche che abbiamo bisogno di arrivare a creare occasioni da gol col fraseggio, con gli 1-2, con la palla che viaggia per terra. Noi siamo abituati su un campo sintetico ad allenarci e ti assicuro che è molto più semplice. Con questo non voglio trovare alibi, però la ritengo una difficoltà oggettiva per noi e quindi penso sia giusto farla presente. Parlo della partita di oggi soprattutto perché secondo me oggi è stato lampante. Detto questo, sappiamo che possiamo fare ancora meglio, possiamo fare meglio di come stiamo facendo, possiamo esprimerci, ognuno di noi può tirar fuori qualcosa in più perché lo sappiamo, però allo stesso tempo io penso che dobbiamo continuare a lavorare e a credere in quello che stiamo facendo perché la squadra ha tante risorse e il tempo secondo me ci darà ragione. Chiedo anche un bilancio personale, perché è stata una stagione altalenante fino a qui, un girone d'andata dove hai giocato tanto all'inizio, poi un pochino di panchine e ora stai tornando ad essere titolare in questa Torres. Sì, no, io sono contento di essere venuto qua perché ho trovato un bel gruppo, ho trovato una famiglia, quindi io sono contento di essere qua. Poi è chiaro, giochiamo a calcio da tanti anni, si sa, a volte il mister fa le sue scelte, ci sono momenti in cui si è
la prima scelta, a volte no, però quello non è importante. A me mi hanno sempre insegnato che la prima cosa è dare tutto in allenamento, dimostrare ogni giorno, prima di tutto a se stessi, di essere pronto a dare una mano alla squadra. Poi quando vieni chiamato in causa devi dimostrare, devi dare una risposta, è tutto qua. Il mister ha detto, a parte il campo ci sono altre 2 o 3 ragioni per cui voi non rendete in casa come in trasferta. Tu ci puoi dire quali siano le tue secondo te? Ma noi abbiamo tanta voglia di far risultato in casa, di far gioire i nostri tifosi, quindi probabilmente la sentiamo ancora di più, perché noi siamo i primi che quando non vinciamo torniamo a casa e non siamo contenti e pensiamo a quello che possiamo fare. Noi siamo i primi che vorrebbero regalare gioia alla tifoseria. È chiaro che poi quando non ci riesci iniziano... secondo me è tanta la voglia di voler dimostrare, di voler far bene, che magari a volte si complicano le situazioni e le partite. Però dobbiamo restare calmi, dobbiamo pensare positivi. Secondo me la prima cosa è restare calmi e pensare positivi, perché abbiamo tante partite da affrontare, abbiamo una squadra forte con tanti elementi forti che secondo me possono ancora esprimersi ancora di più. Quindi dobbiamo essere positivi come ambiente, come società, come gruppo, squadra, dobbiamo sempre pensare positivo, perché possiamo ancora cercare di raggiungere quel sogno che tutti quanti rincorriamo. Sappiamo che non è facile, perché ci sono squadre forti, attrezzate, probabilmente più attrezzate di noi sotto tanti punti di vista, magari sotto il punto di vista delle strutture, però non deve essere un alibi, non deve essere un problema. Noi dobbiamo cercare ogni giorno di ridurre quel gap e di provare a stare agganciati a quelle posizioni. Che si allontana con la rincorsa di Orlando Forte, Stancampiano a mani unite riesce ad allontanare Ceppetti in anticipo su Fernandez, rimpallo che favorisce il difensore dell'Atletico destro. Adesso Spinozzi che alimenta, si è aperto Perrotta che riceve, occhio all'1 contro 1, sempre Perrotta, se la sposa sul solito destro, va a crossare interessante con Tirelli, altro colpo di testa, fuori la coordinazione con il sinistro volante di Lancioni, alto però il Sassari in trovare gli spazi giusti. Continua a manovrare allora con Corcione servito da Orlando, sempre Corcione, l'imbucata stavolta è precisa, occhio alla possibilità di cross che arriva adesso, il pallone che scorre in area di rigore con Perrotta che alla fine gestisce Sassari. Petti, nello spazio Petti stavolta, altro lancio preciso a sinistra, è scivolato ancora da quella parte Lancioni, ma aggancia Lancioni ancora fuori da Malvessuto che può anche calciare, lo fa adesso Malvessuto, sinistro potente ma poco preciso. Responsabile del settore giovanile da inizio di quest'anno, allenatore della prima squadra, occhio a Fernandez con il sinistro troppo a chiudere, si arrabbia con se stesso e non crea problemi a Stancampiano, chiamato con Setti che sta letteralmente telecomandando i suoi ragazzi. Ne esce bene però l'Atletico Lodigiani con Falilò, bella l'imbucata in direzione di Tirelli, l'uscita però di Marano in anticipo sul 23. Marchegiani arriva prima di Corcione, allora serve Perrotta a campo davanti a sé, Perrotta si sovrappone, Marchegiani, eccolo servito, Marchegiani va a puntare nell'1 contro 1 anche Baracca, crossare interessante, la rovesciata e poi sulla linea il pallone è entrato, vediamo è così, il pallone ha varcato la linea, ha segnato Fabrizio Tirelli, che gran gol in acrobazia da vedere e rivedere, 1-0 Atletico. In area di rigore, colpo di testa di Corcione da allontanare, c'è Spinozzi, di testa salta più alto di Pulina, Lancioni anche lui a puntare, ce l'ha sul destro Lancioni, crossa interessante, Marchegiani non arriva, poi pallone allontanato da Baracca, in qualche modo arriva Fernandez, pronto al rilancio Giuseppe Stancampiano, pallone in cielo che scende verso Marchegiani, pone che scorre, c'è Perrotta che ne può approfittare, Perrotta in area di rigore, Perrotta ce l'ha sul sinistro, Perrotta interviene, Marano e mette in calcio d'angolo, allontanato nuovamente Tirelli che può crossare, Tirelli, altro cross forte sul secondo pallone allontanato, vediamo di chi è l'ultimo tocco perché Lancioni si sta impegnando per andare a tenere in campo il pallone e ci riesce, Lancioni inesauribile, sul sinistro Lancioni, il tocco, il pallone è passato, ha segnato Lancioni, raddoppio immediato
dell'Atletico Lodigiani, 1-2 devastante. Intervento preciso di Ciaramella, di testa Marchegiani, bene per Tirelli, il pallone scorre, Lancioni è più veloce di Mudado, Lancioni in area, poi viene rimontato con una scivolata perfetta per tempo e precisione del numero 3 Mudado. Mamadou Koné sempre su Malvestuto a sterzare, ma Mamadou Koné anche stavolta si è andato ad intestardire, lo sta guardando i compagni, un po' egoista, e Spinozzi, grande palla stavolta di Marchegiani che vede dall'altra parte Tirelli addosso, però Marano che esce bene, poteva calciare anche di prima Tirelli, ma era una grande azione di contropiede. Destra, ma c'è l'anticipo di Ciaramella, non se n'era accorto Baracca, che qua lo stende con il fallo tattico speso così, ed è il secondo però di Cartellino, ammonito per la seconda volta, e quindi Sassari in 10, tutto. Cross Lancioni, vediamo Marchegiani se restituisce a Perrotta, Marchegiani entra in area, ancora Marchegiani ce l'ha sul sinistro, è raddoppiato, deve tornare fuori da Spinozzi che può anche calciare, Spinozzi la fa girare, ci deve mettere le unghie, Marano a distendersi alla sua sinistra, calcio d'angolo. Spinozzi che alza il pallone molto interessante e preciso per Lancioni che ha una prateria, una distesa davanti a sé, entra in area Lancioni che può calciare, Lancioni per Marchegiani per chiuderla, Marchegiani il doppio rimpallo dopo la risposta di Marano, poi ancora Marano sul secondo tentativo del 32. Palilò di prima è corto però, ne approfitta Tesio che aggredisce la sfera, serve Orlando che ha spazio davanti a sé, Orlando per Mamadou Koné, non tira per Sorgente che fa girare il destro e da poco fuori alla sinistra di Stancampiano, a destra da Ruggio, 1 contro 1 con Ciaramella che è stanco ma Ruggio è fresco, a sterzata di Ruggio, l'imbucata per Sorgente, interessante Sorgente, toccato e attenzione l'episodio per il Sassari, calcio di rigore procurato da Sorgente. 5 più recupero alla fine, Sorgente dal dischetto, eccolo il fischio, la rincorsa del capitano del Sassari, il cucchiaio a scavalcare Stancampiano, freddo e glaciale Sorgente, accorcia le distanze il Sassari in un finale di fuoco. La rincorsa, c'è Bellucci, poi la conclusione pennellata, fantastica di Marchegiani per il 3-1, allora adesso sì, che forse l'Atletico la chiude dell'avversario. Qua ancora pressingato, Atletico Lodigiani sono in 5 lì davanti, attenzione alla soluzione laterale per Malvestuto in area di rigore, Malvestuto a sfiorare la traversa, vicinissimo al poker l'Atletico. Tiene in campo la sfera Bellucci, da questa è Ruggeri lungolinea, Ruggeri pesca bene il compagno, 1-2 che si chiude, attenzione a Sebastiani riesce a calciare solo esterno della rete però. Fine, testa ancora di Ruggeri, poi Sani, di nuovo Ruggeri, c'è Malvestuto, tanto spazio ancora, sempre da quel lato, Malvestuto in area di rigore, Malvestuto al centro, Sebastiani aggancia, Sebastiani può calciare, Sebastiani ancora una volta a fil di palo. Paolelli, fischietto in bocca per il direttore di gara, il recupero è scaduto, è finita così, ha vinto, è tornato a vincere finalmente l'Atletico Lodigiani. Mister, oggi la squadra ha mostrato qualche difficoltà per quanto riguarda il ritorno dell'Atletico Lodigiani, nonostante un inizio incoraggiante, soprattutto con Fernandez che era stato molto ispirato inizialmente sul lato destro del campo. La sua squadra era in grande ripresa dopo i 5 gol rifilati al Trastevere. Cosa è successo oggi? Cosa poteva andare meglio secondo lei? Allora, diciamo, siamo partiti bene, eravamo messi bene in campo, non abbiamo rischiato niente, abbiamo insomma, attaccato bene anche la metà campo della Lodigiani, poi purtroppo però nel nostro momento migliore abbiamo subito un gol, un bel gol tra l'altro, un bel gesto tecnico dell'avversario, e lì un attimino abbiamo perso un attimino le distanze, abbiamo avuto la fretta di voler andare per forza a tutti i costi in verticale per andare a recuperare il risultato, e su un'altra situazione abbiamo preso il secondo e diciamo da un primo tempo che poteva finire tranquillamente in pareggio, poi alla fine 2 episodi l'hanno caratterizzato il risultato. Il secondo tempo purtroppo l'espulsione poi ha condizionato particolarmente la nostra gara, perché rimasti in 10 abbiamo avuto la possibilità di sviluppare un po' meno l'azione offensiva. Alla fine abbiamo trovato anche un gol e poi l'ennesimo episodio sul ribaltamento di fronte, punizione all'incrocio dei pali, e quindi ci ha troncato un pochettino le gambe, diciamo. Però diciamo, rimane il fatto che comunque oggi eravamo in emergenza rispetto alla gara precedente, quindi prendiamo comunque la voglia di recuperare il risultato che hanno avuto i ragazzi.
Infatti, a tal proposito, volevo anch'io esprimere una nota di merito verso la squadra che comunque, nonostante l'inferiorità numerica, per 25 minuti buoni, mi pare, ha tenuto comunque testa. Ok, certo, ovviamente inevitabile la trazione anteriore nel finale, però comunque la squadra è rimasta sempre con la testa in partita, tant'è che l'episodio del rigore sfruttato da Sorgente ha riportato un po' di fiducia, poi ovviamente durato pochissimo per il discorso del calcio di punizione, ma la squadra è rimasta sempre in partita. Sì, sono stati bravi, i ragazzi sono stati bravi, e consideriamo anche il fatto che oggi in difesa giocavamo con 2 centrocampisti perché eravamo decimati là dietro, sono stati molto bravi. Infatti da queste gare prendiamo sempre l'aspetto positivo, che è quello, appunto c'è stato uno step in avanti, anzi in alto, dei ragazzi nella gestione delle difficoltà, e ovviamente andiamo anche a vedere i lati negativi, che ci sono stati gli errori fatti per andare a lavorare poi in settimana. Spesso la parola derby basta per rendere speciali i pomeriggi, le partite, le emozioni, ma oggi c'è un motivo in più per spingere. In questo derby ci si gioca un pezzo di salvezza. Amici di Directa Sport, un saluto da Mattia Renna e benvenuti a Olbia Atletico Uri. Si salvi chi può. Questo, il titolo del weekend. Le ultime 4 del girone G sono tutte sarde. In zona palla Mattia Piacente con il mancino a pennellare presumibilmente sul secondo, dove c'è Capitan Fadda. Cercato infatti il capitano, sponda buona, Fedele non riesce a coordinarsi bene, liscia una grande rovesciata. Animo Bono, la butta verticale, raccoglie Cabrera. Adesso Janowski, davanti De Grazia, sponda Furtado col destro! La presa Cherchi, che parata del numero 1 dell'Atletico, sarà angolo per l'Olbia. Fischia Ambrosino, parte Fadda, mancino! Sfiora il palo, Alessio Fadda vicinissimo a un gol bellissimo. Ma in trasferta sono solo 4 i punti raccolti dalla squadra di Uri, che adesso esce centralmente con Animo Bono. Giasca va davanti, De Marcus, buona la sponda. Abdoulaiba, stop e mancino! Dichiara, parata. Piga a destra, palla centrale, deve puntare. Mancino, doppio passo, passa, poi va sul secondo De Marcus, smorzata con la testa Lucarelli, rischia l'autogol. Dribbling su Pisano, verticale, c'è solo Fadda, adesso deve correre De Marcus, si impegna il 10, a rimbalzo Lucarelli, alza un pallone complicato, buono il controllo, col destro, murato da Marisant. Uri dalla bandierina con Federico Piga, palla a rientrare, De Marcus tocca e poi allontana Staffa, salva l'Olbia sul secondo, era pronto Fedele, altro angolo per l'Uri. Lucarelli ancora con questa palla a cercare Costanzo, usa bene il fisico, vuole prendere il fondo il numero 7, palla sul secondo, De Grazia, c'è l'anticipo di Dore. Piacente con l'anticipo, poi l'Olbia esce con l'esterno, Costanzo a pennellare per De Grazia, arriva Petrone scelto, palla sul secondo, grande palla, l'Olbia passa con il secondo gol in questo campionato di Giulio Marroni, 1-0 Olbia. Grande cross di Domenico Petrone e poi arriva sul secondo palo l'italo-inglese Marroni che fa 1-0 per l'Olbia. Fadda davanti con la testa Rizzo, poi rimbalzo Arboleda, Fadda ancora in mezzo, ancora Rizzo a rispedire al mittente. Marisant con la testa anche riesce nello stop, poi vuole partire, palla dentro per De Marcus. Ha avuto la grande chance per riportare subito l'Uri sul livello del mare. Adesso l'Uri esce con De Marcus che vorrebbe il fallo, non lo ottiene. Spazio, tanto spazio a sinistra per De Grazia, arriva centrale Marroni, De Grazia sgasa centralmente, apertura Costanzo, stop e destro! L'Olbia forse la chiude con il gol di Pasquale Costanzo e il quarto centro nel suo campionato, è 2-0 per i bianchi.
con le mani Piacente, poi Fedele, deve andare in mezzo. Piacente lo fa, palla sul secondo, con la testa già! La para di Chiara, incolla il pallone a terra e consolida lo 0-2 dell'Olbia. Dalla bandierina Piacente, palla sul primo, Marisant allontana con la testa, 1, 2 e 3, i fischi di Ambrosino, ma anche i punti per l'Olbia che torna a vincere dopo la brutta sconfitta in casa della Sarnese, raccoglie la quarta vittoria della sua stagione, arriva a quota 16 punti. Buon pomeriggio dallo stadio Isarranes di Terteni, appassionati di calcio e del girone G di Serie D per questa nuova partita della 16ª giornata del girone d'andata. In campo Costa Orientale Sarda e Gelbison. Risponde la Gelbison con il portiere Robert Saptis col 12, Stefano Manzo col 4, Isacco Olivera Prado con il 9, Tanassi Kosovan con il 10, Simone Accetta con il 13, Antonio Croce il capitano con il 20, mentre è iniziata in questo momento la partita. 1 contro 1 con Accetta, va al cross, diventa buono per Romano, l'anticipo determinante, poi un colpo di testa di Nino Pinna. Facile qui la presa di Apsis, ma è stato decisivo l'intervento di Casella. Siamo già dall'altra parte col tentativo di Croce di anticipare Seveni, ci riesce, calcia la parata di Sciascia, occasione da una parte e dall'altra al 11° minuto di gioco. Ancora laterale battuto stavolta a cercare Croce, colpo di testa contrastato da Pireda, poi pallone che diventa buono per Romano, il controllo, l'apertura sulla sinistra per Nino Pina, posizione regolare in area, cade, calcio di rigore per la Costa al 14° minuto. Pinna contro Apsitz. 15° di gioco, fischia l'arbitro, parte Nino Pinna con il destro, pallone da una parte, portiere dall'altra, Costa Orientale Sarda 1, Gelbison 0, Nino Pinna trova il suo secondo gol in questo campionato, il primo in casa, ha segnato contro il Real Monterotondo Scalo il 23 di ottobre, questo gol vale l'1-0, ma Castelnuovo Cilento intanto tutto pronto per la punizione, fischiato l'arbitro, la battuta di Salzane, fa una grande parata a Sciascia, era anche scivolato, con Romano che ha rinviato, Kosovan ripropone adesso su Golfo con l'errore Sulis, la deviazione e la palla è stata toccata sul tentativo di Croce dal suo compagno Gallo. In avanti Croce, la posizione regolare, Croce può entrare in area da sinistra, il cross al centro diventa buono per Coscia, controlla, va contro Sulis e adesso, anzi contro Floris e adesso il rigore è per la Gelbison. Tutto pronto, si aspetta solo il fischio dell'arbitro, arriva in questo momento con Croce che va col destro, ha parato Sciascia ma la palla finisce lo stesso in rete, ha segnato sulla ribattuta Croce 1-1, è stato bravissimo Sciascia a parare il rigore, non ha potuto fare nulla sulla ribattuta con Croce che poi si è anche fatto male. Battere questa rimessa, va sul lato, controllo, spalla alla porta del 10, cerca e trova Pireda, si porta il pallone sul sinistro, la conclusione facile la parata di Apsitz, facile la parata di Apsitz che ha già battuto in direzione di Kosovo, lancio per Croce, anticipato, subentra Salzano, colpo di testa, ancora di testa Pireda, poi Piseddu, deviazione di Salzano diventa buona per Kosovo, ha tenuto il pallone in campo, all'indietro Gallo, si è riposizionato Casella che prima si era spostato sul centro-destra, adesso dentro il possibilità e la rete! Ha segnato la Gelbison praticamente al primo pallone toccato, va in gol D'Ambros al 59° minuto, avanti per la prima volta in questo match la formazione ospite.
Dentro Antonio legge con Santoro, no, perché la Costa ha battuto velocemente, cerca di inserirsi il Ladu, la palla che schizza, Romano controlla, apre sulla destra in direzione di De Montis, uno sguardo in area, cross al centro, colpo di testa di Ladu, la parata di Apsiz sembrava più angolato, il colpo di testa del numero 10 invece era centrale, buona comunque l'occasione per la COS, la Gelbison. De Pasquale pressato da Floris, ha recuperato il capitano della COS, Romano serve sulla sinistra, Santoro, ecco il giocatore appena entrato in campo, prova la conclusione con il destro, non trova la porta. Soknog, palla al centro, colpo di testa di Isaac, c'è stato un anticipo ed è calcio d'angolo, nulla presa bene Isaac, altrimenti si era ben coordinato. Floris cerca di andare via, Floris in area sinistra, traversa, Romano di testa palo, incredibile, doppio legno della COS sulla stessa azione per la costa orientale sarda, Floris dentro, Severnini in area, Apsiz ha recuperato, era l'ultimo pallone della partita con la Gelbison che vince in casa della costa orientale sarda per 1-2 in rimonta. Coreografia degli Urban Chaos, uno dei gruppi della Curva Nord Francavilla nel 20° anniversario della loro fondazione. Crederci ancora dinanzi ad un fanciullo che ammira e si innamora. Questo è lo slogan scelto dai ragazzi degli Urban Chaos, anche di un piccolo kit della magica stella bianca su sfondo azzurro che raffigura la nostra Paganese, mentre prende sempre più corpo la coreografia in Curva Nord. Lasciamo allora spazio alle immagini. E fanno in questo istante il loro ingresso sul rettangolo verde i calciatori di Paganese e Ilva Maddalena, accolti dall'applauso del pubblico. Una gara anticipata di mezz'ora per esigenze logistiche della formazione sarda, mentre continuano ad essere sfogliate le pagine del libro della storia degli Urban Chaos in Curva Nord, in un'atmosfera di grande suggestione. Partiti in questo istante con la Paganese che manovra subito con Capitano Esposito. Traversone in area, Coratella, attenzione, non riesce a trovare lo spazio per il tiro, Zucaro, il tiro di Zucaro ci ha battato, pallone sul fondo. In qualche modo Faella controlla al limite, Faella vince un rimpallo, ancora Faella cerca lo spazio al tiro, Faella, il tiro di Faella e c'è il gol! Alessio Faella! Al minuto numero 9 porta la Paganese in vantaggio, 11ª rete in campionato per il bomber azzurro stellato. Alessio Faella, mortifero il sinistro. Il pallone arriva a Di Pietro che lancia in avanti a cercare il momento di Blazevic che spizzica per Turai, fuorizione di fuorigioco però. Dunque subito un cambio tra le file azzurro-stellate al minuto numero 22, arriva di gran lena Antonio Del Gesso per De Feo che abbandona già il rettangolo verde per una Paganese che momentaneamente è in 10, che lascia spazio a Del Gesso al minuto numero 22. Calcio d'angolo battuto, attenzione, e Turai non aggancia il pallone sotto misura. Proseguire l'arbitro, attenzione, Spurio e poi Tesia sbaglia tutto con Spurio fuori dai pali. Praticamente Tesia ha spazio, tenta il tiro abbondantemente largo, lancio lungo in avanti, attenzione, è il numero 9 Blazevic, sfiora il pareggio, il traversone in area, Nana di testa e ancora l'incrocio dei pali per l'Ilva Maddalena. Si prepara al traversone, attenzione, il pallone resta lì, un altro brivido per... E in questo istante arriva il duplice fischio a chiudere la prima frazione di gara sul punteggio di 1-0 per la Paganese grazie alla rete messa a segno al 9° minuto da Alessio Faella. Per una Paganese che ha accusato un vistoso calo fisico e di idee, e finalmente si riparte con Furian
non ci sono maglie bianche nel centrocampo della Paganese. Di Pietro tenta la battuta e Spurio tocca in calcio d'angolo, lascia l'incarico della battuta a Furian, lungo direttamente in area e poi Spurio sulla spizzata di Pietro, tiene il Bucolo, ancora Bucolo, accelera, il tocco per Coratella, raggiunge il pallone Coratella, tenta la battuta di sinistro, Mancino, il tocco per Coratella e Faella mette la palla in rete al minuto numero 18, la seconda rete di Faella, il pirata azzurro stellato porta la Paganese sul 2-0. Il pirata va ancora a bersaglio, 12 reti in campionato, Alessio Faella, e la Paganese vola sul 2-0. Fischio dell'arbitro sul pallone, ancora Furian, il colpo di testa di Nana, pallone direttamente sul fondo e poi Zucaro può tenere vivo il pallone per la Paganese, lungo c'è Faella, Faella, è la scivolata di Martinoli davvero prodigiosa, calcio di punizione al minuto 36 per la formazione di Ilva Maddalena, il colpo di testa, da parte opposta c'è Aloia, attenzione, resta lì il pallone, si salva la Paganese, va Faella, il tiro di Faella, il pallone che sorvola la traversa, Masi con il petto ed arriva il triplice fischio, la Paganese vola a quota 31 in classifica grazie alle reti di Alessio Faella, una per tempo, e Azzurro Stellati dunque che battono l'Ilva Maddalena con il